pestato a sangue mentre passeggia in quartiere con due amiche. È accaduto nella serata di lunedì a un 17enne di Bassano del Grappa, aggredito da due uomini e preso a calci e pugni. L'aggressione si è verificata poco prima delle 11 in via Sanzio, nella zona di Marchesane, dove il minorenne stava camminando assieme a due coetanee. La vicenda è ancora da ricostruire in modo esatto, ma dalle prime informazioni pare che il ragazzo si sia rifiutato di dare soldi a due stranieri che lo avevano intercettato. Il pestaggio è stato tanto improvviso quanto brutale e si è concluso con una corsa in ospedale. L'aggredito è stato giudicato guaribile in 5 giorni, ma subito sono scattate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa. La vicenda ha avuto subito grande rilievo in tutto il bassanese, dove episodi simili si sono verificati spesso ultimamente fra il centro e la periferia. La mamma del 17enne si sfoga così sui social che trattano di faccende bassanesi. Chiedevano soldi e lui si è rifiutato, recita un post pubblicato dalla donna. E giubbotte. Vogliamo giustizia, lo hanno lasciato sotto shock tra calci e pugni, minacciandolo se avesse chiamato i carabinieri. Non è possibile non poter essere più liberi di camminare nella nostra città, si rammarica la mamma. Mi sento distrutta moralmente.